Nino Cuis, segretario regionale della CGIL Funzione Pubblica, oggi una grande manifestazione per rappresentare i problemi della sanità nuorese. Sì, oggi è una grande manifestazione, ancora una volta è un segnale molto forte verso la politica sarda e verso l'assessore regionale, perché prenda coscienza della situazione di criticità. Questa avvertenza di Nuoro non può essere solamente circoscritta in questo territorio, sarà un'avvertenza a livello regionale, perché le stesse problematiche purtroppo le abbiamo in tutti i territori, quindi anche questa avvertenza rientra nel sistema sanitario regionale che noi stiamo cercando di migliorare. Purtroppo a oggi non abbiamo ancora un assessore che risponda alle problematiche che noi stiamo ponendo. Qui c'è stato un grido d'allarme degli operatori del settore che vogliono una sanità migliore e una sanità migliore va fatta per i cittadini e va fatta insieme agli operatori. Infermieri, OS, medici, sono loro che oggi con grande senso di responsabilità rispondono ai bisogni di salute dei cittadini. Certamente non abbiamo risposte da una politica assente, chi manda avanti i servizi sono gli operatori e se qualcuno pensa di fare i risparmi e risparmiare sulla pelle degli operatori dei cittadini sta sbagliando politica. Una buona risposta da parte dei lavoratori, di tutti i lavoratori della nostra sanità. Adesso bisogna spostare questo presidio evidentemente da altre parti. Io penso che bisognerà fare qualcosa sotto la prefettura perché il rappresentante del governo venga investito di questi gravi problemi e poi anche davanti all'ASL. Crediamo che il riferimento debba essere il direttore generale Moirano, se sarà necessario ci sposteremo a Sassari, qualcuno deve dare risposte, così non si può andare avanti.